C'è l'ex ospedale, c'è il nuovo edificio del tribunale che è ancora completamente inutilizzato, ci son pezzi della caserma Fincato, c'è un plesso scolastico a Marchesane, c'è tanta roba. Sono 29 le unità immobiliari pubbliche in disuso o abbandonate a Bassano. A dirlo un'indagine di Confartigianato Veneto, più di 15.000 metri quadrati di superfici che portano la città al terzo posto nella provincia per strutture pubbliche non utilizzate. Gli edifici ci sono da molto tempo, idee sono sorte, qualcuna stava anche prendendo gambe e sono state bloccate quelle idee, ma poi non ne sono state presentate altre e ad oggi l'inutilizzo c'è. A fronte peraltro di richieste, perché noi abbiamo associazioni, scuole di musica, società sportive, cioè non mancano le persone, i sodalizi, le associazioni che avrebbero bisogno, che hanno bisogno di edifici. Idee e progetti per valorizzare spazi ancora oggi in disuso, una mappatura dormiente della città che al momento non sembra risvegliare l'interesse dell'amministrazione comunale. Il progetto del Polo della Protezione Civile per la caserma Fincato, che è rimasta in questi 3 anni e mezzo di amministrazione Pavan lettera morta, quindi primo elemento sul quale questa amministrazione doveva e poteva portare avanti un progetto e non ha fatto nulla. Il progetto del recupero dell'ospedale vecchio per fare la casa della musica, era già finanziato una somma per iniziare la sistemazione ed ospitare le aule per poter fare scuola di musica e ospitare le varie realtà cittadine, la filarmonica piuttosto che i cori giovanili che ci sono in città. E anche questo è rimasta lettera morta. Incerte le sorti di altri simboli pubblici della città, dal Caffè Italia alla Scuola Mazzini. C'è poi dulcis in fundo il cratere del Santa Chiara, sul quale si continuano a spendere soldi per degli studi di fattibilità per progetti faraonici e noi continuiamo a dire fermatevi, non andate avanti con queste idee che rischiano di indebitare la nostra città per altri 20 anni, facciamo un ragionamento concreto, troviamoci attorno a un tavolo e ragioniamo su un recupero possibile e reale di quell'area facendo degli investimenti e degli interventi che sono coerenti con il bilancio cittadino.